autostrada nella A1, stiamo andando a Rovigo, ragazzi. Ci abbiamo Gigi la trottola. No, ragazzi. E stiamo andando. La morte in diretta Rovigo, su Facebook, ragazzi. una fine assurda documentata con il telefonino. Fausto Dalmoro, 35enne padovano, e Luigi Visconti, 39enne napoletano, ma entrambi residenti a Reggio Emilia, hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 19 maggio lungo l'autostrada A1 a Modena, all'altezza della zona di Saliceta San Giuliano. La BMW su cui viaggiavano si è schiantata contro il guardrail centrale. Stando alle prime ricostruzioni, i due ragazzi poi sarebbero usciti dall'abitacolo e travolti da un'auto in transito che li avrebbe sbalzati a diversi metri dal luogo dell'incidente. A nulla è valso l'intervento dei medici del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Pochi minuti prima dello schianto, Fausto Dalmoro aveva pubblicato sul profilo Facebook questo video. Racconta il viaggio a folle velocità, chiama il suo amico Gigi la trottola e poi si vanta della loro corsa inquadrando il tachimetro che indica i 220 km/h. Adesso siamo a 200, in questo istante siamo... c'è la strada pulita, si va. Pulita mentre piove, e guarda la mia macchina come va. È sempre a cannella, frate, non si muove, oh. Parole e immagini agghiaccianti, visto il tragico epilogo. I due ragazzi stavano correndo verso una festa a Rovigo. L'autista, il 39enne napoletano, morto anche lui nello schianto, dice: non ci fermiamo all'autogrill, ci aspettano droga e il resto. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale, che sta ricostruendo l'accaduto per verificare l'esatta dinamica e l'eventuale presenza di altri mezzi, che al momento però non risultano coinvolti. La circolazione è stata bloccata per circa 2 ore e si sono formati 2 chilometri di coda in direzione sud.